Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto. Allunghiamo un po' il clima di Halloween questa mattina con un festival internazionale cinematografico su film fantastici del Veneto. Andiamo a sconfinare nell'horror in generi che fanno venire un po' di brividini e con me c'è Massimo Bezzati, che è il direttore artistico e anche l'organizzatore di questo festival, oltre ad essere anche un critico cinematografico. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie per l'ospitalità e sono l'organizzatore e cofondatore del Selva Nera insieme a Stefano Bovi, che è un regista e uno scrittore, e siamo alla prima edizione di questo festival e siamo partiti subito con un festival internazionale, quindi ci saranno 9 lungometraggi in concorso, tra i quali alcuni appunto stranieri, e si terrà a Selvazzano il 4-5 novembre, quindi imminente. Assolutamente, siamo sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico, di un festival molto particolare, perché abbiamo detto film fantastico, ma parliamo particolarmente di film che fanno paura. Assolutamente sì, la maggioranza sono horror, poi ci saranno anche proiezioni non in concorso di cortometraggi sempre horror, però non solo horror, quindi diciamo il fantastico lo decliniamo anche verso altri generi, la fantascienza, il thriller, il giallo e il fantasy, quindi soprattutto horror ma non solo horror. Come mai vi è venuta l'idea di un festival così, che credo non ci sia nel panorama dei festival? Infatti è il primo in Veneto di genere fantastico, quindi facciamo da apripista. E che poi tra l'altro sono gettonatissimi poi al botteghino e anche poi nei DVD, cioè è un genere che appassiona fasce trasversali di pubblico. Assolutamente, di tutte le età, e ormai già dagli anni 60-70 è diventato uno dei generi più frequentati dal pubblico. Il nostro obiettivo principale è quello di far vedere al pubblico film indipendenti di questi generi che difficilmente, anche per il loro budget, arrivano alle grandi sale importanti, quindi anche c'è importante un discorso culturale su questo, per il nostro festival. Un importante discorso culturale. Pellicole sono 9 in concorso, più c'è una parte dedicata anche ai cortometraggi, ho visto. Assolutamente. Quindi c'è anche, è proprio anche un po' una questione di ricerca, di qualità, di temi anche che vengono trattati. Alcuni sono anche particolarmente seri e attingono alla realtà a piene mani. Certo, assolutamente. Allora, vogliamo dare qualche esempio di quelle che saranno le pellicole che avete scelto per metterci un po' di paura? Sì, c'è il thriller della bravissima Luna Gualano che si intitola Psychomentary ed è un thriller con forti connotazioni politiche e sociali, tra virgolette, oppure c'è Hedonism, un film tutto italiano di Alessandro Fantini, però ambientato completamente a Tokyo e che parla di fantapolitica, fantascienza e mischia temi sociali a temi più orrorifici, diciamo, quindi c'è una certa varietà nella scelta dei film. Allora, abbiamo detto che sono film indipendenti, che sono anche oggetto di sperimentazione sia dal punto di vista della tecnica in alcuni casi, ma anche tante volte proprio nella costruzione del film a basso budget, proprio perché abbiamo detto che si tratta anche appunto di produzioni low cost sostanzialmente. Assolutamente sì, il budget basso è tipico di tutti i 9 film che abbiamo messo in concorso, alcuni veramente a budget bassissimo, ad esempio Sangue Misto, che è un film antologico di episodi dove ogni episodio sono horror... 5 registi mi sembra, no? Sono 7 registi e ogni episodio è ambientato in diciamo una popolazione etnica di una città diversa italiana, quindi c'è la puntata horror con gli albanesi, la puntata horror con i cinesi, quindi è molto particolare e attuale perché tratta in modo non banale il tema dell'immigrazione. Assolutamente, credo che stiamo vedendo proprio il trailer di questo che appunto porta anche i nomi di questi registi e un film ad episodi, quindi sostanzialmente anche una cosa che ci riporta indietro nel tempo. Una volta tanti film si facevano così, adesso forse anche nel tentativo di unire più lavori più corti torna un po' anche questo modo di sperimentare?
Assolutamente sì, è ritornato proprio in questi anni di moda in Italia a fare i film antologici come nell'epoca degli anni 60-70 in Inghilterra con la Hammer e altre case di produzione che si hanno specializzati proprio in questo tipo di film a episodi. Che cosa rende un film fantastico, un film horror, un buon film? Un buon film, beh, innanzitutto dovrebbe fare paura e non è facile. Primo ingrediente. Il primo ingrediente assolutamente. Il secondo, se non riesce a fare paura perché non è facile, avere una certa atmosfera che possa comunque intimorire lo spettatore. Quindi in un mondo di effetti speciali e di post-produzione che entra alla grandissima in moltissimi film, l'artigianato nella costruzione del film, il ruolo del regista materiale dal punto di vista della luce, dell'atmosfera, conta ancora molto? Conta ancora moltissimo direi, anche se naturalmente la maggioranza dei film hollywoodiani sono con grandissimi e costosissimi effetti speciali, però un buon film si vede soprattutto dal fatto che faccia atmosfera, che abbia una bella atmosfera e faccia realmente paura, un film horror almeno. Ma diciamo che noi che facciamo questo lavoro di giornalisti normalmente spesso la realtà è un campo di battaglia anche peggiore dei film dell'orrore per molte persone che l'orrore lo vivono proprio sulla loro pelle, però diciamo che gli appassionati del genere cercano sempre un po' di adrenalina, un po' di mettere alla prova anche la propria paura. Cosa si cerca guardando una pellicola horror? Perché poi tra l'altro so che anche i giovanissimi, proprio i ragazzi e i ragazzini sono appassionati. Beh, i ragazzini sicuramente, ma secondo me un po' di tutte le età e si cerca soprattutto, secondo me, di esorcizzare la paura alla fine. Sì. Non c'è nulla di male a vedere, ecco qui lo dico, dei film horror, perché alla fine le persone che guardano i film horror poi sono i più tranquilli di tutti, quindi casomai è la realtà fuori che è brutta, ma non certo il fatto di vedere dei film horror. Assolutamente. Allora, continuiamo con questa nostra carrellata. Ho visto a proposito di cose che fanno paura questo dell'Argentina, la setta, che parla proprio di una setta, e ho letto delle interviste alla regista Aguilar in cui si chiedeva proprio se lei stessa aveva fatto parte di una setta, tanto appunto probabilmente è ben ricostruito questa atmosfera. Certo, è anche molto realistico ed è un film sconosciutissimo che abbiamo avuto, tra virgolette, l'onore di portare noi in Italia e quindi anche sottotitolarlo in italiano, perché tutti i film che si vedranno al Selva Nera sono comunque sottotitolati in italiano. Sono in lingua originale. In lingua originale, sottotitolati in italiano. Questo film è uno di quei film un po' duri, nel senso con molte scene di violenza, con una certa malsanità di fondo che sicuramente piacerà agli appassionati dell'horror moltissimo, ma è particolarmente violento. Sì, soprattutto stiamo parlando di lungometraggi, quindi di lavori diciamo completi di questi registi. Assolutamente, e i film in concorso sono lungometraggi completi, insomma da almeno 60 minuti, mentre poi ci sarà anche la proiezione di tantissimi corti, ripeto, non in concorso, e di artisti emergenti un po' da tutta Italia ma non dall'estero nel caso dei cortometraggi. Questo qui, La Setta, mi sembra di capire che tra l'altro è una storia basata su una storia vera alla fine e all'inizio. Questo sarebbe, mettiamola al condizionale, perché a volte i registi produttori dicono che i loro film sono stati una storia vera, poi magari è vera a metà la cosa. Quindi... Mamma mia, comunque parla appunto di una ragazza scomparsa e poi ritrovata a Santiago del Cile. Nel frattempo, in questo buio, si cerca di ricostruire che cosa le è successo e appunto il fatto di essere stata alla fine sequestrata da una setta. Poi c'è un film che farà sicuramente la gioia dei vecchi appassionati di horror, perché adesso nei cinema c'è It, che è un po' un compendio di tutti gli horror che finora hanno fatto la storia di questo settore, però anche questo Freddy contro Dylan, insomma, diciamo che mette a confronto due capisaldi del cinema horror.
Assolutamente, è un crossover tra due grandi personaggi, Freddy Krueger inventato da Wes Craven e Dylan Dog. E quindi... Intanto stiamo vedendo anche alcune delle scene che ci riportano un po' a quelle atmosfere. E qui ci tengo a dire che il regista è veneto, si chiama Dennis Frison, è uno dei registi veneti presenti in concorso al festival ed è un ottimo film, un ottimo horror ed è un fan movie costruito apposta senza fini di lucro, quindi è stato messo pubblicamente su YouTube senza alcuna idea di poter guadagnare, proprio per omaggiare questi due grandi personaggi dell'horror. Abbiamo visto le mitiche mani a forbice sostanzialmente e anche vedo che ci sono degli inserimenti di cartoon. Anche, aggiungo anche fatti bene, anche fatti a mio bene. Parere naturalmente. Ed è un dialogo veramente nuovo questo che c'è in tanti film, che tra diversi generi artistici anche. Assolutamente, partito come spesso partono le mode dell'horror dall'America, dove c'era Freddy contro Jason, il mitico personaggio di Venerdì 13, e quindi una moda anche lì partita dall'America. Questo è stato girato da noi qui in Veneto? È stato girato, sì, credo quasi tutto in Veneto, credo, sperando di non sbagliare, comunque sì, è stato girato in Veneto e non è l'unico film veneto, attenzione, in concorso, ma poi magari ne parleremo. Assolutamente, intanto mi volevo godere un po' le immagini di questo trailer, visto che appunto sono pellicole che di solito non è facile incontrare nella programmazione dei cinema, almeno anche il nostro pubblico può fare un po' confidenza con questi film e poi magari se gli viene voglia venirli a vedere a Selvazzano Dentro, anche se voi avete ambizioni di allargarvi anche per le prossime edizioni. Assolutamente sì, vogliamo dare un segno nel territorio che anche con nessuno sponsor si possono fare molte edizioni di un festival, anche di cinema fantastico, che è molto difficile in Italia, è proprio molto difficile organizzarlo. Adesso tra l'altro è appena finita la Biennale di Venezia con questo vincitore Water che ci porta comunque in un'atmosfera completamente surreale, che non è l'horror, però insomma sempre storie fantastiche sono. Assolutamente, infatti, ma comunque l'horror adesso lentamente sta cominciando a essere un po' sdoganato, speriamo, perché anche comunque al Festival di Cannes di Venezia ci sono sempre più horror presenti in concorso e non è questo, per noi amanti dell'horror è una cosa molto positiva, insomma. Assolutamente. Vedo qua, a proposito di cose che parlano di noi, della nostra storia, dei nostri territori, ce n'è uno che in particolare in epoca di referendum e secessione catalana fa un po' riflettere, si chiama Venice Impossible, cioè Venezia Impossible, un'atmosfera. Vuoi spiegare? Sì, è uno forse dei film più originali che abbiamo in concorso, Venezia Impossibile di William Carrer, il cast intero del film. Ecco, io l'ho letto in inglese, pensavo che fosse in inglese. Venezia Impossibile, ed è tutto il cast è veneto. Per principio hanno deciso di coinvolgere artisti, ma anche gli elettricisti, di cameraman, tutti veneti. Hanno fatto questo prodotto ambientato a Venezia, quest'opera ambientata a Venezia, dove la trama è molto particolare, nel senso che siamo arrivati negli anni '80 e il Doge comanda ancora Venezia. Quindi Napoleone praticamente è stato sconfitto, mandato fuori a calci dalla città e il Doge è ancora al suo posto. E già qui c'è già una certa originalità. Certo. E durante questo dominio dittatoriale del Doge succedono degli omicidi, un serial killer comincia a uccidere delle persone e non si capisce bene se per motivi politici o per altri motivi, quindi c'è un intrigo molto complesso all'interno della trama e questo è più o meno insomma la trama del film. Quindi non soltanto c'è il Doge, ma vedo che ci sono ancora le maschere veneziane, una città che pur essendo di questo secolo ha ancora nel suo DNA tutta la sua storia e il suo passato. Assolutamente, ambientato negli anni '80, in questo futuro distopico naturalmente, però non ci sono i cellulari perché appunto ambientato negli anni '80, ci sono i motoscafi però e ci sono i personaggi vestiti con costumi di un'altra dell'Ottocento, epoca, del Settecento.
è parlato soprattutto, ma non interamente, in dialetto veneto. Ah, anche parlato in dialetto È veneto. anche parlato in dialetto veneto, e non è l'unico film, tra l'altro, perché anche il caso Anna Mancini è un altro film completamente, in quel caso, parlato in dialetto veneto. Ah, molto bello, perché tra l'altro abbiamo visto anche molte serie TV ultimamente che proprio in stretto napoletano, con Zucca la Camorra, queste cose qui, e devo dire che rende molto di più sentire una conversazione in lingua originale, sempre che ci siano i sottotitoli, perché ovviamente non possiamo conoscere tutte le... Dicevamo di altri film veneti, cosa abbiamo? Abbiamo il caso Anna Mancini, il caso Anna Mancini. Guido Carli, che è un film che sta lentamente diventando di culto tra gli appassionati, è girato in stile mockumentary, quindi all'americana, ma è assolutamente ancorato al territorio veneto, perché innanzitutto tutti i personaggi parlano in dialetto veneto, è ambientato ovviamente in Veneto, ed è un film che fa veramente paura, nonostante il regista abbia girato con un budget assolutamente irrisorio, e fa proprio paura come può farlo un blockbuster americano. È una storia vera anche questa o no? Assolutamente no, No, questa è completamente inventata, perché si parla di streghe, di maledizioni, di messe nere, riti antichi, girata in point of view, come è di moda da Blair Witch Project in poi, e con la telecamera a mano, e due giornalisti indagano sulla morte di una ragazzina. Addirittura vedo anche riprese dai cellulari, quasi tutto è fatto con riprese dai cellulari. Assolutamente, molto particolare, perché si rifà a leggende ancestrali, però è ambientato nella modernità, e alcune riprese sono effettuate, alcune con la videocamera, altre con i cellulari. È molto molto particolare questo film, e lo consiglio, ma del resto come tutti e nove, non posso sbilanciarmi più di tanto. No, assolutamente, anche perché poi c'è un concorso tra i film, c'è penso una giuria che sta all'opera. Sì, avete selezionato questi film tra un numero di film penso anche molto maggiori? Assolutamente, un centinaio circa. Un centinaio sono quelli che sono arrivati al concorso, quella prima edizione, quindi insomma state lavorando anche molto bene. Poi vedo qua una fuga verso l'Unione Sovietica con un racconto anche questo molto particolare di zombie. È bello anche vedere come il cinema sovietico interpreta temi che sono parte della storia di Hollywood, così è anche bello il confronto, no? Però la produzione è russa, ma il regista è italiano, ed è il personaggio più noto che parteciperà al festival, Andrea Marfori, che è il famoso regista veronese del cult trash Il Bosco 1, che girò negli anni '80, che è diventato famoso in tutto il mondo, è stato venduto in Giappone, negli Stati Uniti, in Francia, dappertutto, e ha girato con un produttore russo questo mediometraggio, diciamo trash, del genere trash, perché noi presentiamo anche film di questo tipo, dove alla fine diciamo che si spegne il cervello, si mangiano i popcorn, si beve la birra e si guarda in tranquillità il film, guardando quanti zombie muoiono schiacciati è volontariamente di serie Z. È di serie Z, però insomma sono quelle cose che si fanno per passatempo sostanzialmente. Beh, qui sì, effetti speciali li vediamo molto semplici. Molto semplici, molto gore, molto splatter, ma il regista comunque negli anni '80 ha avuto una sua fama proprio per il film In Bosco 1, e verrà premiato al nostro festival col premio alla carriera proprio per i film che ha girato nel mondo dell'horror, ma lui è stato anche un regista televisivo, ha girato un bel po' di puntate di Un posto al sole su Rai 3, quindi a lui vogliamo dare il premio perché lo merita. Assolutamente, quindi... Poi vedo anche le riprese che in questo caso riportano a una realtà mediata, diciamo così, proprio dal video, dal cellulare, è proprio una grande tendenza a riportare a questa immagine che è la nostra seconda realtà ormai sostanzialmente, che vediamo attraverso i cellulari. Cosa ci siamo dimenticati? 6 commentari, forse l'abbiamo nominato, Sangue misto abbiamo detto. Sangue misto è un film che sta facendo molto discutere, che è il film antologico dove ogni episodio riguarda un'etnia diversa presente in Italia. Delle etnie. Ha avuto, diciamo, è stato un po' il centro delle polemiche, perché viene visto comunque sia come un film antirazzista che come razzista. In realtà non è assolutamente un film razzista, e penso che sia molto originale proprio per il fatto di ambientare in un'etnia diversa gli episodi del film. Perché razzista? Perché vengono maltrattati un po'? No, perché sono gli extracomunitari che ammazzano in molti casi, in molti episodi, ma diciamo che è politicamente non corretto, ma assolutamente non razzista, anzi è un bellissimo film da vedere proprio per la sua originalità,
assolutamente. E anche appunto per il numero di registi che magari ci si sono cimentati. Ci mancano Hedonism, che magari presentiamo tra qualche istante, perché adesso mi accorgo che abbiamo una piccola pausa pubblicitaria e quindi 2 minuti e poi torniamo insieme. Abbiamo ancora un paio di film, di pellicole da conoscere, scusate, e poi torneremo a parlare anche di quello che sarà il proseguo di questo festival e del concorso. A tra poco. Eccoci qui ancora insieme in questa mattina un po' da Halloween sostanzialmente, in cui andiamo a conoscere alcune pellicole molto particolari, che sono quelle che verranno poi proiettate a questo festival internazionale di cinema fantastico veneto che si chiama La Selva Nera, il prossimo 4 e 5 novembre a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, dove abbiamo con noi qui Massimo Bezzati, che è uno appunto degli ideatori e dei curatori di questo festival, e ci stava raccontando che in realtà si aspetta un pubblico da tutta Italia per vedere queste pellicole. Assolutamente sì, da tutta Italia, nord, centro, sud, arriveranno moltissime persone, e rinnovo il mio invito agli amanti dell'horror assolutamente di venire, perché per il Veneto è il primo festival di questo Tra l'altro ho genere. visto che avete l'ingresso gratuito. Ecco, altro motivo in più per venire, ragazzi. Cioè, gratis, gratis, ma avete quindi... quanti posti? Quindi bisogna prenotare, bisogna far presto? No, diciamo che bisogna far presto, perché la location, per quanto accogliente, è un po' piccola, quindi insomma avremo sui 60 posti e naturalmente andiamo avanti ore a proiettare, quindi possono venire il pubblico sia sabato che domenica, dal pomeriggio fino a notte inoltrata. E domenica ci saranno le premiazioni. Ricordiamo l'Arena Games di Tencarola di Selvazzano Dentro, in via Padova 26. Ho dovuto dare l'indicazione perché preciso. effettivamente non è un luogo che ma comunque se uno va online e cerca La Selva Nera Festival trova tutte le indicazioni ovviamente per raggiungere la location. Abbiamo detto che avete una serie di produzioni italiane che hanno a che fare con il Veneto sostanzialmente, ma anche di registi stranieri che sono stati selezionati in questo concorso. Abbiamo un po' raccontato quelle che sono le pellicole, ce ne mancano un paio e così a questo punto finiamo il racconto. Hedonism, anche in questo caso è un regista italiano, Fantini, edonismo, diciamo così, qual è il tema? Sì, ma anche Edo, se non sbaglio, è un'antica isola che sta all'interno di Tokyo, quindi ci sono vari doppi e tripli sensi. E ecco, questa è una particolarità di questo film, che il film è tra virgolette vecchio, nel senso che è del 2010. Sì, Fantini, abruzzese, Alessandro Fantini, appunto, è noto nel settore. E non è noto per gli horror, ma è noto nella pittura, perché è un bravissimo pittore e anche regista già da molto tempo, ma il film era un po', diciamocelo, scomparso dai radar. Era stato proiettato solo in Giappone, dove aveva avuto un grosso successo, ma poi è scomparso, e proprio noi della Selva Nera l'abbiamo quasi riesumato e sottotitolato, perché era in inglese, ed è un film molto particolare perché italiano sì, ma ambientato completamente a Tokyo, e quindi nella grande capitale giapponese. Un film fotografico potremmo definirlo, così vedo qui dal trailer. Come? Un film fotografico? Sì, sicuramente con ispirazione a un certo tipo di pittura, anche un po', diciamo, lisergico, nel senso che il protagonista è vittima di stranissimi mal di testa e allucinazioni che non gli faranno più capire nulla, tra l'altro in coincidenza con degli strani terremoti, quindi la trama è sulla fantascienza, fantapolitica molto particolare, molto originale anche questa, come Sangue Misto. Ho letto che praticamente è stato fatto con zero budget questo film. In questo caso, guarda, è proprio zero budget, camera a mano e via. Eppure la fotografia è comunque notevole, c'è una storia molto particolare dietro, quindi una buona scrittura assolutamente da parte dello sceneggiatore, che se non sbaglio è anche il regista stesso, ed è un film da riscoprire assolutamente. Film da riscoprire
come molte di queste pellicole che magari appunto non hanno il successo di tante che siamo abituati a vedere, hanno un successo di botteghino molto alto, insomma, lì è la distribuzione che fa la differenza, sì. Immagino ci siano perché non la qualità del lavoro. È la distribuzione. Quando anche un regista italiano si presenta con una sceneggiatura horror da un produttore e gli dice a lui no, mi dispiace, l'horror italiano non lo vogliamo, anche perché i distributori stessi non lo vogliono, quindi si preferisce che l'horror arrivi dall'estero, mentre noi abbiamo avuto dei grandi maestri dell'horror italiano come Mario Bava, Dario Argento, Lucio Fulci, che in patria non sono stati, a parte Dario Argento, molto profeti in patria, insomma. Anche ecco. Pupi Avati. E anche Pupi Avati, bravissima, amati in tutto il mondo, soprattutto in Francia, in America, anche dai migliori registi, eppure poco considerati qui in Italia. Poco considerati, appunto, però il pubblico italiano evidentemente c'è. La base sì. Anche per registi italiani, cioè, bisognerebbe crederci un po' di più. Beh, speriamo che magari questa goccia, questo festival possa aprire, chissà, una parentesi nuova anche in questo settore. Ci manca solo una storia veramente molto dura, che è questa, Cat Sick Blues. Anche qui avete scelto una pellicola molto trasgressiva, potremmo definirla. Assolutamente sì, del regista australiano Dave Jackson. È un film che tra l'altro era già arrivato al Fantafestival di Roma, ma mi pare non avesse vinto nessun premio. È un film già di culto tra gli appassionati, anche se è stato fatto 2 o 3 anni fa, e molto trasgressivo, molto violento, particolare nella trama, ma non vorrei addentrarmi troppo nella trama perché è veramente particolare. Comunque all'inizio c'è un serial killer che, vestito diciamo da gatto, con una maschera da gatto, uccide le persone. Quindi già questo è molto particolare. È un film molto duro, ma a mio parere veramente notevole. Molto bello. Allora, la parte dei cortometraggi invece quanti ce ne sono e che giornate, quando sono, cioè come funziona? C'è la proiezione poi un po' di cortometraggi oppure c'è una giornata dedicata ai corti? Diciamo che c'è una giornata dedicata soprattutto ai corti, cioè domenica ai corti e alle premiazioni, quindi sabato 6 film in concorso, in proiezione, domenica 3 film. Quindi sabato tutta la giornata? Maratona. Addirittura abbiamo istituito un premio. Oddio, ecco il gatto cattivo. Chi riesce a vederli tutti e 6 vince una birra da litro, diciamo. Ecco, quindi è questo il premio che abbiamo messo in palio, perché non è che possiamo mettere premi più importanti. Comunque il giorno dopo c'è la proiezione dei cortometraggi, che sono più o meno una quindicina, ma anche presentazione di libri e di teaser di nuovi film in arrivo, quindi c'è spazio anche, non tantissimo, però anche alla letteratura di genere. Quindi lì ci sarà qualche regista che viene o no? Sì, verranno a presentare di fronte al pubblico i loro prodotti, soprattutto i registi di cortometraggi, perché noi vogliamo e cerchiamo proprio il contatto tra il pubblico e gli artisti, quindi per noi è molto importante che si incontrino queste due realtà e che dialoghino tra di loro. Ecco, adesso devo dire la verità, è difficile perché a tutti piacerebbe parlare di cose belle, di poesia, di amore, di storie di commedia, che sono un po' anche nel DNA delle storie italiane, ma c'è anche questo nel nostro cinema, come abbiamo raccontato, ed è appunto un settore che è in grande espansione. Dicevamo che anche i festival più accreditati stanno un po' aprendo le porte proprio perché alla fine si cede anche un po' al mercato. Insomma. È il mercato che lo richiede proprio a gran forza, la produzione di film horror. Ed è anche un terreno di sperimentazione, abbiamo visto, importante per i registi. Assolutamente. E poi far paura è come far ridere, non è proprio così semplice. No, per un regista no, assolutamente. Fare un film horror, diceva forse Martin Scorsese, ma potrei anche sbagliarmi, è una delle cose più difficili al mondo da fare per un regista, fare un film horror, perché non è facile far paura, trovare i tempi giusti, non è facile. Chissà che da questa, adesso in questo momento Hollywood sta vivendo una tragedia con tutte queste donne che stanno denunciando queste situazioni terribili di condizionamento, di molestie, addirittura di stupri, si sente parlare un po' di tutto. Non è un bel momento per Hollywood, io gioco per l'Italia, spero che questo sia a favore magari di un mercato che è sempre stato un po' sottostimato da questo punto di vista, magari può
essere in questo momento terreno di coltura invece Certo. di cose nuove, ecco. Cos'altro abbiamo da raccontare del vostro festival? Qualcosa di carino? Ricordare a tutti naturalmente che l'ingresso è gratuito, non è cosa da poco, perché molti festival, ma anche giustamente, sono È a vietato ai pagamento. minori di 14 e di 18, com'è? E come? È vietato ai minori di 14? E beh, Cat Sick Blues anche 18, ed è l'unico che è Ed è vietato ai l'unico. minori di 18 anni, verrà proiettato come Midnight Movie a mezzanotte di sabato, e quindi quello è un film molto molto particolare che non adatto a un pubblico sicuramente sotto i 18 anni. Gli altri sono tutti aperti a qualsiasi pubblico? Ma gli altri sì, assolutamente sì, e anche i cortometraggi. Anche i cortometraggi. Vabbè, in ogni caso, magari accompagnati dai genitori, che qualche ragazzo se vuole andare, piccolino, insomma, perché insomma sono tutte tematiche che abbiamo sentito, non sono proprio leggerissime da approcciare per un ragazzino. Comunque in ogni caso, appunto, in TV passa di tutto, quindi anche da questo punto di vista anche i ragazzi devono imparare a capire qual è la realtà e qual è la fantasia. Molte volte, appunto, anche in queste pellicole abbiamo visto, si confondono attraverso i visori di questi telefonini su cui passa veramente di tutto, più che nella televisione, Sì. più che nella televisione. Io ringrazio Massimo Bezzati di essere stato con noi, ci farà prendere qualche tremolio nel prossimo weekend e insomma dai, ogni tanto ci vuole anche un po' di brivido. Grazie, la prossima parte della puntata invece è dedicata a tutt'altro argomento, perché andiamo a conoscere una realtà bellissima a Chioggia, è l'orto sinergico di Chioggia, dove è una realtà in cui si cerca il benessere attraverso il contatto con la natura, e ci sono riusciti, vediamo come nella prossima parte della nostra puntata, e buona giornata a tutti, arrivederci.